Poi però ha qualche problema e deve inseguire a una trentina di metri, praticamente in terza fila abbondante quando la macchina prende velocità e va a lanciare i concorrenti. Cioè, lotta per il comando, lo scatto di Petra B che cerca di scavalcare quella all'interno, manovra che forse riesce, reagisce Pantesca che forse vuole mantenere anche il secondo posto, perché di fuori incombe Palla Magica FI, scatenati in avanti, potrebbe essere la leader, intanto davanti Petra con Antonio Gretti, 14 spaccato di trazione, aggressiva Palla Magica FI che va a scavalcare la compagna di training, tutti e due in allenamento Edwin Lagas, chiave di volta della corsa, il sorpasso a finire prima curva, 29,5 la frazione di Palla Magica su Petra, poi Pantesca in corda, di fuori Panzer Rock a centrogruppo, vediamo anche le scelte migratorie, il rallentamento di Roberto Giorata al comando, Panzer che risale trascinando su Patroclo FKS, i 644 in una linea, la terza per l'esterna la prende di rincorsa Phosphorus, in penultima posizione Philip De Gretti, in ultima prima donna ZS, intruppata in centrogruppo Puzzle Font, nella scia di Pantesca RL, si va così agli 800 di gara, trazione lentissima per la categoria 32,5, Panzer Rock arriva aggressivo, fuori di Palla Magica FI, poi c'è Patroclo FKS, situazione statica, il chilometro in 15,1, Palla Magica richiesta all'interno Petra B che ha di fuori Patroclo FKS, richiesta anche Pantesca RL per mantenere il contatto con i primi, all'ingresso dell'ultima curva dove c'è l'accelerazione secca, 30 staccato, gruppo che si ricompatta, Patroclo che va in terza ruota in anticipo su Phosphorus, mentre Panzer Rock sta andando con grande decisione all'attacco di Palla Magica FI, una spazio interno Petra B addirittura d'arrivo con Palla Magica ancora in vantaggio, Petra che prova a rientrare ma è lunga nel tratto conclusivo, Palla Magica in vantaggio, Panzer di fuori, Patroclo che si aggiunge alla lotta,